interessata con la propria squadra in campo in questa Super Final, ed eccole le squadre che stanno per fare l'ingresso, le prime indicazioni dei coach. Apre il secondo set 1-0. Al servizio 1-2 dalla vecchia. Servizio vincente 14 Alice dalla vecchia dai 9 metri. Una palla difficile, grande punto questo per il numero 7 Aurora Piron.
non passa, quindi il punto numero 4 in uomo 4-5, si prepara al servizio il numero 4 Anna Bambino. Per il 5-6 al servizio Rossi. Ora al servizio siamo sul 6 pari questo inizio di secondo set. Prepara in battuta Sofia Antonio. Giorgia Orso, pareggia, 7 pari. Al servizio Caterina Schilossi. Tocco a muro sull'attacco in modo il punto adesso del +1 8-7 al servizio Schilossi.
classe in moto più 2. Si riparte col servizio del numero 10 Caterina Schindowski. Grande attacco questo. 10-8 al servizio Muraro. Una palla in campo. E una difesa che si trasforma in tutto vincente. Il capitano segna il 10 pari. Recuperato lo svantaggio per Torri. Ancora la time out chiesto questa volta il Moco. Grandi emozioni in questo secondo set, ancora dal servizio Muraro.
15-14 al servizio dalla vecchia. Pari, si prepara in battuta Manga. Del numero 9 Alessia Manga. Rispondetori con la diagonale del punto 16-15. Al servizio il capitano Piron. Il voto non è sembra tutto ok, fortunatamente. Un bel applauso per amici. Del 16 pari. Al servizio intanto pronta numero 6 Alessia Rossi. Regala il punto numero 17 ancora al servizio termina out questo attacco numero 17-18 e c'è il time out.
Rossi. Pari al secondo 18. La localizzazione il punto ancora in moto 2019 al servizio il numero 10 Caterina Spinozzi. Grande equilibrio in questo secondo set. Murano
E quindi situazione che vede avanti le ragazze US Torri 2-7-0. Vedremo se il Moto Volley riuscirà a riaprire questo match pomeridiano, ultimo round della Super Final, la nuova edizione di quest'anno per consegnare i titoli regionali. Già pronta al servizio il numero 8 Olivia Laura Murano. Primo punto il Marco 1-0. Vediamo il servizio. Uno pari.
numero 7 Tirone. Goditi una partita che dopo ti vedi, dai, andiamo. Eleonora Borsetto. Al servizio Tirone. E quindi il recupero da 5 pari del suo inizio di terzo set. Ora da Turri.
lavorare al servizio con il numero 10 Caterina Zikowski. Questo terzo set, ancora il pen out chiesto ora a Torri. Quattro tocchi. Alessia Penalti, entra il numero 13 Giulia Ruggeri, escono il numero 2 Eleonora Borsetto, il numero 14 Alice Dalla Vecchia. Questi i cambi per Torri.
per recuperare con scontare qualche punto. Il 22-13. Cambio torni tra il numero 3 Claudia Campoli e c'è il numero 6 Alessia Rossi. Il servizio della nuova entrata che mette in grossa difficoltà la ricezione in Monco, 22-14. E quindi situazione che la vede il punteggio di 2-7-1 alla vantaggio di Torri.
apre i discorsi di questo match pomeridiano, terzo turno di questo super final. Ebbene, pronti tutti a ripartire con il servizio orso per il moto. Punto del set per Torri 0-1 al servizio Novello. Il cambiamento trova il Cocomono e quindi il capitano di Torri firma il 0-2, Novello al servizio. Primo punto del set, bravo al servizio il numero 6, Guiccia. Auto. Al servizio Piron. Al servizio Anna Bacchini. Con l'assegno del numero 2 Eleonora Borsetto.
5. Ci sono in battuta. Sono in situazione 5 pari. Ora il servizio Ancinotto. Supera il lavoro con questo preciso pallonetto. Al servizio Sinotto. A controllare quell'attacco, poi il punto per Nogo ancora una volta, la firma del numero 9 Alessia Manga. 7-6. Questa palla per la nuova parità a 7 pari. Murano al servizio. Per il più 1 moto 8-7. Perdono l'attacco per il numero 7 Aurora Pironi. Si gioca punto a punto in questa fase di quarto set.
Al servizio ancora il numero 6 Alessia Rossi. Al servizio numero 13-12 Ancicotto. Firma il 13-14 il time out chiesto da Imoto. Si portano sul più 2 Tony Graham al servizio del numero 8 Muraro. Ancora una volta chiesto da Imoto Volley.
settori. L'applauso dei tifosi e noi ricordiamo che ci saranno le premiazioni al Pala Villanova di questa super final under 16. E quindi invitiamo il pubblico, dopo naturalmente l'omaggio alle ragazze in campo, di spostarsi al Palasport Pala Villanova per le premiazioni. Intanto un saluto ancora e ringraziamento per il tifo sempre calorosissimo per queste fantastiche ragazze.